seconda posizione a pochissima distanza da Canepalle. Vediamo se i piloti si trovano a loro agio con questo fondo che via via potrebbe diventare perfido. Vediamo le acrobazie per mantenere tutta la propria vettura. Peculiarità ha proprio questo fattore che con 2 gocce diventa particolarmente scivoloso e quindi impone una guida molto delicata, molto precisa. Vedrete purtroppo anche i tempi e quindi la velocità via via diminuire, la velocità diminuire e quindi musicalmente una errata scelta di gomma sul posteriore che l'ha messa leggermente in crisi nell'affrontare le curve di questo tracciato. La più Gerolino è stata un pochino più insistente. Si può sentire anche ascoltando i giri del motore che le vetture vanno via sempre in pattinamento, cioè sempre con le ruote posteriori che scarseggiano di aderenza o che fanno fatica a scaricare tutta la potenza. Qualsiasi accelerata eccessiva poi potrà molto sensibili i nostri piloti e lo stanno dimostrando una capacità di guida notevole. Queste vetture sono estremamente agili, estremamente leggere e quindi come tali offrono pochissima aderenza in caso di seguito poi da Bellotto